Buonasera da Cacornella, località di Portoviro, per una mostra interessante fotografica di Cristina Sartorello, Un'altra verità. Abbiamo qua con noi l'artista e vogliamo appunto chiedere il perché di questo titolo. Un'altra verità perché il mio collega giornalista e amico Francesco Casoni, che è uno scrittore e anche giornalista, ha scritto un romanzo pubblicato da Apogeo Editore, Le Mille Verità, un giallo ambientato nel Delta del Po. Con l'idea di fare un abbinamento tra le fotografie e il suo testo, si è pensato di stravolgere il tutto con dei testi nuovi, mai pubblicati, molto ironici, che prendono un po' in giro le fotografie e le situazioni che io ho fotografato, cercando di dare comunque un sorriso e un'apertura a questo mondo che dovrebbe essere sviluppato molto di più. Le fotografie parlano della mia passione per il Delta, ma anche di un mio ricordo, ed è collegato all'ambientazione della mostra, perché ho scelto di inserire delle mappe del Genio Civile, delle vecchissime fotografie, perché mio padre, Luigi Sartorello, era direttore dell'Unione Provinciale Cooperative ed è stato nel Delta dal 1950 in poi. Ho frequentato per parecchi anni l'associazione naturalistica Sagittaria e quindi andando in barca spesso, poi come giornalista scrivendo, ho avuto l'opportunità di fare queste foto. Per me è una passione come scrivere, perché io ho iniziato a fotografare per caso, perché scrivendo per Rem ho detto: perché devo pubblicare delle foto che non mi convincono oppure foto di altri, e allora ho cominciato a fare tanti corsi, girare, andare all'estero, così, e quindi questo è il risultato. La mostra ha il patrocinio della FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, che è una realtà importante che coinvolge quasi 2000 fotografi in Italia. E io faccio parte della FIAF e inoltre scrivo proprio per la loro rivista Fotoite, quindi questo attestato e riconoscimento per un fotografo importante, anche se, ripeto, io sono sempre una fotografa amatoriale.